Spalletti non tace dopo il pareggio Napoli-Salernitana. Guarda cosa ha detto. Ma prima iscriviti al canale Notizie Napoli Calcio Ufficiale per restare aggiornato su tutto ciò che accade nel club più amato dai suoi tifosi. Festa rinviata per il Napoli dopo il pareggio contro la Salernitana. Luciano Spalletti ha parlato ai microfoni di DAZN al termine del match. Il Napoli ha pareggiato per 1-1 contro la Salernitana. Festa scudetto rinviata. Luciano Spalletti ha parlato ai microfoni di DAZN al termine della gara contro i Granata. Ai ragazzi dispiace moltissimo non aver dato questa gioia a un pubblico meraviglioso come quello di stasera. Questi punti qui sono i più difficili a livello mentale. La Salernitana si è chiusa a riccio e la partita è diventata difficile. In occasione del gol preso c'è stata un po' di ingenuità, delusione. Sono fatto un po' così. Se per caso dovessimo vincere io sarei più contento nel vedere le persone felici. Noi siamo quelli che materializzano i sogni dei tifosi. Sono convinto che quei 2 punti li faremo. Vuole dire che allunghiamo i festeggiamenti. Spalletti, giocatori dispiaciuti per la mancata vittoria. Salernitana chiusa a riccio. Allunghiamo i festeggiamenti. Sulla vittoria dello scudetto. Quando e se succederà sarà un qualcosa che farà piacere a tutti quelli che amano questo sport. Pensiamo a fare un dribbling in più per aiutare il compagno. Uno scatto in più per aiutare i compagni. Se ci si comporta come un collettivo tutto funziona meglio. C'è solo una possibilità di uscirne a testa alta. Vincere il campionato. Sulle critiche. C'è solo un modo per non ricevere critiche in questo sport, non giocare a calcio. Ci sono dei cecchini che prendono la mira e ti sparano. Condivide le parole di Spalletti. Commenta e iscriviti al canale Notizie Napoli Calcio Ufficiale per ricevere le principali notizie dagli azzurri. Forza Napoli sempre e tutto per lei.